L'indagine nasce da 2 ordinarie verifiche fiscali nei confronti di 2 società del settore edile trevigiano che avevano realizzato una serie di operazioni sospette e che partivano da una compravendita di un polo di una porzione di un polo commerciale in Lombardia, compravendita che però non era andata a buon fine, ma che aveva lasciato in contabilità le tracce di un credito d'imposta fittizio. Una miriade di complessi sotterfugi con l'obiettivo di frodare il fisco per 12 milioni e mezzo di euro. 4 imprenditori trevigiani e un commercialista di Venezia nel mirino della Guardia di Finanza per scoprire il maxi raggiro. È stato da quella operazione immobiliare in Lombardia che i finanzieri hanno ricostruito la raffica di operazioni contabili finte realizzate per occultare l'origine dei crediti. Un'indagine lunga e difficile per le stesse Fiamme Gialle. Ha messo a dura prova le nostre competenze e il nostro impegno, posto che le aziende per nascondere la frode fiscale che avevano realizzato in circa 4 anni avevano utilizzato una serie incredibile di operazioni contabili aventi il fine di nascondere agli organi di controllo l'origine della frode stessa. Gli imprenditori e il commercialista sono stati denunciati, mentre le contestazioni fiscali mosse dai finanzieri e i conseguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno consentito di ottenere la restituzione delle imposte evase con sanzioni e interessi per quasi 4 milioni di euro.